Un saluto da Dottor Palmas. Quello che stai vedendo è un paziente che ha perduto completamente i denti nella bocca. È un paziente che ha visto sicuramente parecchi dentisti e sono stati posizionati degli impianti dentali e anche delle viti da osteosintesi come queste che vedi qua, un tentativo fallito di ricostruzione ossea. Parliamo di pazienti che hanno perduto completamente l'osso, pazienti che erano già da chirurgia maxillofacciale, dove ci hanno messo le mani sopra dentisti che non riuscivano, o meglio non avevano nel loro armamentario gli strumenti giusti per affrontare casi così complessi. Devi sapere che un caso come questo non è semplice da risolvere se non hai gli strumenti giusti. È semplice da risolvere se invece sai quello che va fatto e fai tutti i giorni la risoluzione di casi come questi, molto complessi. Per te che sei paziente, che magari stai guardando questo video, sembra una radiografia come tante altre, però per uno che conosce i problemi della bocca, vedi già alcuni dettagli che se ti trovi davanti una bocca di questo tipo ti fanno già pensare: qua devo chiamare qualcuno che sappia affrontare questo caso. Quello che ho disegnato qua è il profilo dell'osso mascellare, queste sono le cavità nasali e questa è l'altra cavità mascellare. Era un paziente che probabilmente aveva un tempo l'osso a questo livello. Quello che si sarebbe dovuto fare al tempo era posizionare degli impianti dentali in queste zone e magari qualche altro impianto qua dietro. Come vedi, l'osso si è riassorbito, è passato da questo livello a un livello molto più alto. Il problema è che noi abbiamo in queste zone dei vuoti, delle cavità, seni si chiamano mascellari, quelli che quando si infiammano viene la sinusite. Probabilmente il collega non voleva perdere questo paziente, allora ha detto: ok, proviamo a fare dei tentativi, cerchiamo di mettere dei denti fissi anche in una situazione così complessa. Il problema è che quando l'osso non c'è più, non puoi più usare questi tipi di impianti. E infatti se fai interventi di questo tipo complessi, di chirurgia maxillo tutti i giorni con pazienti che non hanno più osso, sai bene che devi usare delle altre soluzioni. Delle volte sono gli impianti nasali, sono degli impianti che passano dentro alle cavità sinusali in queste zone, gli impianti pterigoidei, che sono degli impianti che si mettono dove in genere abbiamo i denti del giudizio. Ci sono dei casi in cui gli impianti nasali, questi qua, non si possono mettere e dunque, se non possiamo mettere gli impianti nasali, si passa a un'altra categoria di impianti che sono gli impianti zigomatici, che vanno a appoggiarsi sul residuo qua di osso che prima reggeva le radici dei denti e qua sopra si vanno invece a incuneare sull'osso appunto zigomatico che dà il nome a questo tipo di impianto. Delle volte non si possono usare neanche questi e questo era uno di quei casi, perché per poter posizionare questo impianto avrebbe dovuto il dentista o il chirurgo maxillo avere un minimo di osso in questa zona crestale. L'unica cosa che si poteva fare, si sarebbe dovuta fare in questo caso, era andare a posizionare un impianto, si chiama sottoperiostale, una categoria diversa di impianto. Stessa cosa nella parte sotto, qua più di 4 impianti dentali non si possono mettere e quindi o vai a mettere anche qui un impianto che abbraccia l'osso sottoperiostale che poi ha qua degli ancoraggi per mettere tutti i nuovi denti, oppure anche qui non si può fare granché. Il problema dunque non è in sé la patologia a cui, o meglio lo stadio della patologia al quale si arriva. Il problema è a chi ti rivolgi. Delle volte andare da un semplice dentista per casi così gravi, così complessi, può farti fare dalla padella alla brace. Quindi se il tuo è un caso estremo, un caso grave, un caso da chirurgia maxillofacciale,
hai bisogno di un'equipe specialistica che comprenda anche il chirurgo maxillofacciale, non un semplice dentista. Se devi fare un trapianto, non vai dal medico di base, per dire, dovrai andare in un ospedale dove si fanno solo trapianti e dove c'è un'equipe dove siano presenti quelle figure che permettono poi di risolvere anche casi così complessi. Ora, questo è un paziente che dovrà eliminare questi impianti, visti di osteosintesi, dovremo aspettare che l'osso guarisce, fare un attacco 3D e iniziare a disegnare le strutture di sostegno dei nuovi denti fissi che saranno impianti sottoperiostali. Se vuoi saperne di più, vai su www.dentifissi-senzaosso.it e vedi tanti casi estremi come questo già risolti. Questo è stato un errore grave perché il dentista che ha messo le mani su questa paziente ha rubato di nuovo dei soldi. Ha preso dei soldi per mettere degli impianti che non hanno una posizione corretta, che non sono quelli corretti da usare in questi casi, ma il paziente li ha pagati. Ora deve ripagare un'altra volta il paziente per togliere questi impianti e fare l'intervento correttamente come doveva essere fatto. Ti ricordo che in Moldavia abbiamo anche l'anestesia generale, 2 sale operatorie attrezzate per fare questi interventi in anestesia generale perché facciamo rutinariamente casi gravi, casi complessi. Questo può essere una di quelle cose che per esempio valuterei se devo fare un caso grave. Ma dove vado a operarmi? Hanno anche l'anestesia generale, hanno delle sale operatorie dedicate, perché quando queste esistono significa che fanno tutti i giorni casi come quelli. Io sono Dottor Palmas, questo era un altro caso di orrori dentali, se vuoi vederne altri continua su YouTube a vedere tutto quello che ho da mostrarti. Un saluto.